Come si chiama lui? Mi devi ricordare come si chiama lui? Portiere? A posto, non posso sbagliare. Da un attimo. Stiamo montando, Puccio. E quindi buonasera, benvenuti con un attimino di ritardo, l'avete vista ma non mi avete sentito. Prima partita oggi un po' in ritardo, sfida fra i Sicilian Kings in maglia rossa e Palermo City con la solita maglia viola. Qui prende un colpo senza fallo il Di Vincenzo. Lo presti. Movimento di Damiano si avvicina il numero 15 Damiani, scambiano i due, poi appoggia dietro da Puccio profondo, prova la giocata, lo presti, viene fermato. Puccio dall'ultimo uomo rischia un po', se la cava, poi pallone centrale da Damiani che strozza un po' la conclusione, termina larga. Marco! Ora è una mano dietro a Giuliano. Pipitone, centrale da Lecce che si è girato. Ancora Lecce, anzi largo da Di Vincenzo che calcia, Puccio due volte, poi Di Vincenzo. E alla fine Damiani, in mezzo a due, viene fermato da Lecce, palla che sguscia sulla destra dove c'è il numero 7 Di Vincenzo che prova a giocare dietro questo pallone a Pipitone che rischia un po' e poi guadagna un fallo. Scaltro in questa occasione il numero 15. Libero. Sono in diretto. Dimmelo per favore perché... Puccio. Vabbè, sono 2:20, 2:10, un po' ritardo. Ci sta. Lo presti, movimento di Damiano, servito sulla corsa, ancora Damiano col sinistro, esterno della rete. Di Vincenzo. Prova il sinistro, chiude Puccio. Damiano. Lo presti. Movimento lungo di Damiano. Non servito per il momento. Puccio. Guarda anche lui Damiano, non lo serve per il momento. Adesso il pallone arriva con un attimo di ritardo, fermato da Pipitone che gioca bene questo pallone. Poi Di Vincenzo e alla fine palla in avanti. Da Lupresti il portiere. Lo presti, porta avanti la sfera, ancora lo presti, fermato con fallo da Noto. Fallo sul Noto di Lo presti. Di Vincenzo mette il corpo, ancora Di Vincenzo, vuole calciare, poi appoggia dietro da un compagno. Di Marco cercato in aria, fermato e poi Lo presti 2 volte. Lo presti.
Puccio. Damiano, Puccio. Movimento in avanti visto da Damiani, non servito bene proprio da Puccio. Di Marco. Ancora il 7. Apre da Lecce. Giocata. Poi cade per terra. Riesce comunque a servire Di Marco un po' in affanno. Qui Lecce. La Rosa. Noto. Servito bene. Poi tacco non voluto magari di Vincenzo che la trova lì. Ancora il numero 7 a giocare il pallone e tornare dietro dalla Rosa che stoppa e va da Di Marco. Ancora Di Marco, imbuca di testa, ci ha provato qui Di Vincenzo, il 7 per il 7, palla che si è impennata. È solo, vabbè, ce l'hai con Puccio, profondo, lo presti a Domestica, questo pallone col collo, non è una parte del corpo molto semplice, comunque maestra il pallone, qui Lecce sgasa in mezzo a due, prova il tunnel sul Puccio che si fa passare la palla sotto le gambe ma riesce col fisico a portargliela via. Poi Di Vincenzo, palla che passa da Noto, che torna da Di Marco, pallone un po' complicato, lo tiene comunque il 7. Lecce, profondo, a cercare il movimento di Di Vincenzo che magari pensava di essere un po' più dentro il campo, controllo così. Di Vincenzo, cioè scusatemi, lo presti. Puccio. Damiano. Prova e se ne va, poi Di Marco lo chiude, la tiene in campo qui Noto con una magia, ancora Noto contro due, apre tutto a Di Marco che arriva come un treno sulla sinistra. C'è Di Vincenzo, servito adesso, calcia, male Di Vincenzo, però situazione di superiorità numerica sfruttata bene per quanto riguarda la costruzione, male per quanto riguarda la concretezza sotto porta. Qui intanto siamo dall'altro lato con Lopresti che prova a giocare, si pesta un po' le gambe con Orecchio, quindi riparte Di Marco, largo da Noto che da solo davanti il portiere, Noto perde l'attimo, ancora Noto in aria, vuole cercare il pallonetto, Lopresti in due tempi. Poi c'è il fallo di Lopresti, l'altro. Attenzione Gammicchia, parata e poi doppia parata di Lopresti, questa volta su Noto. Ancora Gammicchia, destro, si spegne sul fondo. Puccio, centrale da Orecchio, che con un po' di fortuna guadagna questa rimessa laterale. Puccio, attenzione, grande giocata di Noto, ancora attacco di Noto per fare un gran gol, 1-0 Palermo City, la sbloccata Noto, il 21 che con un guizzo riesce a far secca tutta la difesa praticamente dei Sicilian Kings. Orecchio, esterno per la conclusione sull'esterno della rete di Damiano. Di Marco, buona la giocata, sgasa in mezzo a tutti, apertura da Noto che da lì può far male, Noto, largo. Di Vincenzo. Troppo largo questo pallone, riesce comunque a tenerlo in campo Noto. Di Marco, anzi è Gammicchia, scusatemi. Ancora il 10. Ora Di Marco.
finta gas in mezzo a due, bello il pallone di Vincenzo, torna dal numero 7 che non se l'aspettava forse. Poi errore dei Sicilian Kings che non riescono in disimpegno a uscire. Perché non andate per appittare palla? Attenzione, palla in mezzo, cercato bene Gammicchia che si gira in aria. Errore di Gammicchia dopo essersi costruito una bella azione personale. Lo presti. Profondo da Orecchio che ammortizza questo pallone. Ancora il 10. Sempre Orecchio. Esterno da Damiano che da lì può calciare. Damiano vuole un'idea. 1-2 che non si chiude con un compagno. E poi grande giocata di Gammicchia che viene però fermato. Orecchio. Palla da Damiano. Calcio e poi con la testa la palla rimane in campo. E alla fine c'è il calcio d'angolo. Attenzione, palla in mezzo, qui Damiano ha lasciato il pallone Orecchio. Non capito. Attenzione! Di Marco sotto le gambe di Lopresti che stava uscendo. Arriva il 2-0 da Palermo City e il time out per i Sicilian Kings che hanno qualcosa da aggiustare. Siamo tornati in diretta dopo il time out. Attenzione Scalisi, calcia male. Gammicchia, Di Marco, Di Vincenzo, Gammicchia, porta per il DS, ancora Gammicchia, gioco di gambe, calcia, chiude Lopresti. Calcio d'angolo, tutto da sviluppare per i Palermo City. Di Vincenzo per Gammicchia, anzi era Di Marco. Ora Giuseppe Pipitone nelle zone di Gammicchia che cerca l'1-2 con Di Marco che non si chiude per l'opposizione di Abate, quindi pallone dietro. Di Vincenzo. Di Marco. Se ne va con una finta, ancora il numero 7, calcia alto. Attenzione Scalisi, male. Di Marco porta avanti, calcia, colpisce Abate, palla che rimane in campo, Lopresti.
C'è Puccio in inserimento, servito con questo pallone troppo lento. Chiude Di Vincenzo che si rifugia nelle sue aree. Se solo Giuseppe, palla, allargati che. Porta palla qui Pipitone, adesso Di Marco. Gammicchia. Doppio passo, Gammicchia, salta Scalisi, ancora Gammicchia, Don Luca per Di Vincenzo in area, Di Vincenzo, secondo palo, e chiusura di Abate. Bravo, bravi. Costruita molto bene questa azione di Palermo City. Qui calcia Di Vincenzo, chiude Lopresti, palla che rimane in campo, sempre Di Vincenzo, cade per terra, non c'è niente. Ce la fai, Grazia? Puccio. No, tanfalare sempre, sempre. Scalisi, vuole il fondo, palla in mezzo, chiude Cammicchia, anche prezioso in fase difensiva, poi regala di fatto la rimessa laterale di Sicilian Kings. Qui palla in mezzo, Abate, pescato bene in aria, male invece il tentativo. Quando vuoi tu mi mangia assai, Quando vuoi tu esci. Tu devi uscire, è che in difesa che ci metti. De Vincenzo. Palla in avanti, Pipitone col tacco, calcio d'angolo. Angolo. Attenzione, la rosa rischia un po'. Puccio chiude la rosa con i pugni, palla che rimane in campo. Di Marco contro Puccio, si sfidano i due. Puccio, grande intervento pulito sul pallone, la palla è uscita. Attenzione, inserimento di Pipitone servito, chiude Lopresti. Rimessa laterale, battuta velocemente, Di Marco che rega il destro, si coordina, chiude Puccio, palla che diventa buona per Scalisi, chiude Gammicchia. Che poi vuole eludere il pressing e guadagna il quarto fallo. Di Marco, largo da Noto, chiude subendo un fallo. Lopresti. Attenzione, qui la rosa allontana. Puccio. Orecchio. Centrale da Lopresti che gira questo pallone nella zona di Scalisi. Ancora Scalisi, movimento di Orecchio, servito invece Puccio che da lì può far male. Puccio, largo. Quarto fallo.
Lecce da Noto. Carica il destro, finta, appoggio, 1-2 che si chiude. Noto colpisce Puccio. Grande giocata qui di Gammicchia che lascia sul posto Lopresti, poi conclusione murata dall'altro Lopresti. Pallino avanti, Gammicchia chiude e poi si accascia. Puccio. Qui apertura di orecchio da Lopresti di testa Lecce, poi rimessa laterale. Uno, due, tre. Qui bene, intelligente, Lecce che raccoglie poi la palla lunga di La Rosa, poi il pallone verso Noto un po' lento. Puccio, palla che arriva a Lopresti che carica il destro, finta di calciare, adesso perde un po' il tempo, riesce a servire Puccio, ma c'è La Rosa che sbaglia. Orecchio, fermato, Noto, 1-2 con Lecce che non si chiude per questo pallone troppo lungo. Uno. Scalisi lascia a Orecchio, imbucata, Puccio vuole il fallo. Non l'ha fatto apposta. Punizione affidata al sinistro di Scalisi. Distanza, cioè Scalisi forte e basso a pescare l'angolino, ha detto lasciatemela, è arrivato il 2-1 dei Sicilian Kings, il numero 7 Scalisi. Ha avuto ragione lui, prendendosi questa responsabilità accorciano le distanze di Sicilia. Noto se ne vuole andare, suggerimento da Gammicchia che voleva andare col destro, la piazza male. Parte Scalisi, si è girato, poi calcia, buona la giocata, meno l'esecuzione finale. Di Marco, Gammicchia, movimento di Marco, servito sul lungo, colpisce Orecchio, Puccio, Orecchio, pallone un po' indeciso, infatti arriva Gammicchia, grande giocata, può aprire tutto da Noto, lasciato indisturbato, errore sulla parata di Lopresti. Quando siamo allo scadere del primo tempo, ultimi circa 1 minuto e mezzo. Di Paola, Puccio, anticipo di Marco, voleva un pallone diverso qui Scalisi, intanto Noto può calciare col sinistro, calcia, più un cross, palla che termina fuori. Tanto termina il primo tempo.
Attenzione Lecce, se l'è divorato subito all'avvio di questo secondo tempo, però il parziale racconta 2-1 Palermo City, che stanno attaccando continuamente. Sicilian Kings un po', diciamo, bloccati in questo inizio, si trovano veramente poco gli attaccanti. L'unica, diciamo, nota, intanto qui prova il tunnel di Marco, palla che va nelle zone di Damiano che vuole la gestione, poi alla fine parte con una grande giocata ancora di Damiano. 1 contro 1 su Noto, arriva anche il secondo che è Di Marco che lo ferma. Dicevo, l'unico, diciamo, lampo di questa squadra è stata la punizione di Scalisi da una bella distanza, ha pescato l'angolino basso ed è riuscito a far 2-1. Intanto Cammicchia con la giocata, ancora Cammicchia vuole lasciare lì il pallone a Di Marco con un attimo di ritardo, infatti deve trovare una soluzione diversa. Ancora Di Marco fermato, Puccio che non è uscito neanche un minuto, ancora Puccio esterno troppo lento, capisce tutto Cammicchia che riparte, ancora Cammicchia, 4 contro 2, Cammicchia sposta, calcia largo, bello il tentativo dal DS. Damiani porta palla sull'otto di sinistra, c'è anche Damiano fermato, qui il pallone rivolto verso Orecchio, 2 contro 1, Cammicchia, apertura, Noto è da solo, Noto, tacco, ci ha riprovato, Noto! 3-1, ha segnato di nuovo Noto, ci ha riprovato col colpo di tacco, la seconda ribattuta è quella fortunata ed è il 2-1, il 3-1. Ma visto hai controllo? Anche 5 sì. Perché qui grande intervento di Puccio che ferma tutto, da qui può calciare Puccio, passaggio nelle zone di Lopresti, finta, Lopresti passa ancora, Puccio con la punta, ancora Puccio, doppia chiusura di Noto. Puccio, 1 contro 1, tunnel, però che favorisce di fatto Di Marco. Ora c'è Cammicchia che porta avanti i suoi, Lecce. In aria viene fermato. O meglio, viene fermato il tiro di Lecce. Tanto si prende un po' di riposo Puccio. Grande giocata di Cammicchia, chiude la Presti. Non può segnare qui il 10 che scuote la testa. Attenzione Scalisi, ancora fermato dalla Rosa. Attenzione, 3 contro 1, Noto di nuovo da Cammicchia. 3 contro 1, errore. Orecchio, esterno, chiude Lecce.
Salvo Peppe, poi alla prossima tanto. Di Marco. Gioco di gambe, in mezzo agli avversari, poi la scansatore sulla sinistra. Si ferma, pallone che passa, gammicchia, carica il destro, finta e appoggio da Lecce. Trovato bene, in mezzo a due Lecce. Solo! Se lo divora, da lì poteva far meglio. Uno da due si aspetta la perfezione in queste occasioni, abituato a giocare palloni di tanta qualità. Qui salta praticamente sul pallone Damiano. Lo presti. Si ferma. Orecchio. Un po' diciamo il mental coach dei suoi, sempre critico nel confronto dei suoi. Intanto Scalisi per ora mi sembra il più carico in fase offensiva. Errore. Sono un bordello questo. Mi è girato. Ti sogni un sacco. A me? Sì, te lo giuro. Orecchio. Qui grande giocata di Lopresti che se ne va, palla che favorisce in aria Damiano che voleva l'inserimento di Scalisi, però è arrivata la deviazione, quindi calcio d'angolo. Ripartenza, l'ennesima di questa gara per i Palermo City. Vediamo se questa volta lo ferma qui Orecchio che fa sportellata anche con un suo compagno. Qui c'è il fallo di Orecchio. Capallo di Di Marco. Oh, Costantino, oh! Attenzione, qui arriva la rete di Di Marco, trovato bene, 4-1 Palermo City, assist di Noto, gol di Di Marco, il 7 che sta giocando una partita eccelsa da ogni parte del campo.
Abate. La tira mia che mi faccio io minuto a giocare. Gammicchia. Trovato. Ancora Gammicchia. Apertura nelle zone di Pipitone. Pipitone viene fermato. Poi arriva Di Vincenzo per dare manforte ai suoi. Gammicchia. Cioè, ora Gammicchia. Prova ad andarsene Gammicchia. Da Gammicchia ancora vuole il fondo. Finisce il campo. Marco. Aspetta. Puccio, grande giocata, poi chiusura e alla fine arriva Gammicchia che con la punta tocca un po' troppo lento questo pallone, arriva Abate che mette fuori. Quanto manca? Quanto manca? 13. Gammicchia. Salta Abate che lo strattona anche per la maglietta. Gammicchia, finta di calciare, poi parte, la Presti in qualche modo la mette giù. Attenzione, poi errore di Vincenzo, anzi di Marco, scusatemi, che trova, se non sbaglio, la sua tripletta. 5-1 di Marco. Stanno abbassando un po' i ritmi i Sicilian Kings, complice anche qualche litigio, diciamo, campo, anche se fuori qua in panchina stanno scherzando e ridendo tutti, però vabbè. Santi, pigliava la clima. Santi, tira. Puccio, anzi era Abate, scusatemi, non riesce qui Orecchio a tenere questo pallone. Santi, hai un tiro a 5, tira. Gammicchia. Parte centralmente, ancora Gammicchia, sgasata, vuole far gol, palo e poi Di Vincenzo su Abate. La palla rimane in campo, Lo Presti tiene questo pallone in mezzo a due, ancora Lo Presti, vuole gestirlo, vuole un movimento che non esiste, quindi Scaravente guadagna la rimessa laterale. Orecchio, Gallo Presti, Orecchio, palla di ritorno che non arriva a destinazione, ancora Orecchio a lottare, palla che arriva a Puccio e alla fine c'è Di Marco. Pipitone apre troppo questo pallone. Lo Presti, Abate, Lo Presti. Qui errore dell'altro Lo Presti, calcio d'angolo. Qui palla da Di Marco, anticipo di Abate. Gammicchia. Chiamato prenotato per i Sicilian Kings nel frattempo. Di Vincenzo. Di Marco. Gammicchia, mezzo a due, si gira, ancora Gammicchia. Vuole farlo questo gol, ancora Gammicchia, fermato da Lo Presti. Ormai non ci crede neanche lui. Almeno 12 tiri in porta di Gammicchia, nessun gol ancora.
Gammicchia! È arrivato il gol di Gammicchia, 6-1 dopo 12 tiri, il 13esimo è quello corretto. 6-1. Gammicchia nelle zone di Lecce, parata di Lopresti, palla che rimane lì, Orecchio alza, Puccio ammortizza, o meglio voleva ammortizzare questo pallone, alla fine pallone nelle zone di Gammicchia che gestisce questo pallone. Ora c'è la conclusione alta con uscita di Pipitone. Di Vincenzo con la testa, Lecce fuori. Tre minuti, solo 3. Gammicchia prova la conclusione, calcio d'angolo. Qui era più facile far gol che sbagliare da parte di Vincenzo, che scarica un po' di rabbia sul palo, così si stava levando un tacchetto. Scalisi tiene questo pallone, poi l'altro 7 lo ferma. Lecce, Gammicchia vuole partire in mezzo a due, ancora Gammicchia parte col freno a mano tirato perché ogni volta rallenta subito dopo essere partito. Lecce Di Vincenzo, movimento di Lecce, servito alla grande, prova ad andarsene con una magia, poi abbatte, allontana. Attenzione, Damiano recupera. Lopresti. Raga, però qualcuno a sinistra, qualcuno a sinistra! Damiano. Arriva palla 1 e bixate FM, mo giriamo! Abbatte, errore, Gammicchia vuole partire ancora, Gammicchia finta, grande giocata, Gammicchia secondo palo, dove arriva Noto per la sua tripletta personale, ma questo gol è confezionato da parte di Gammicchia, il 10 per il 21 che scarta e fa tripletta, 7-1 per il Palermo City. Abbatte. Pallone giocato da Scalisi che allarga da Damiano che forse non si aspettava secondo palo, non arriva Puccio, era buona l'idea, è giusto anche il pallone se devo essere sincero.
Sì, è vostro, uno vostro e uno io. Attenzione, Gammicchia in area, tacco! Ancora lo stesso palo a dire di no a Gammicchia. Poi Poker di Noto arriva l'8-1, sempre pronto al momento giusto e al posto giusto. 8-1. Sì, Rita, faccio che su 4 bottiglie precise, 2 e 2. Lo so. Gammicchia, col destro chiude la Presti. Vai, più avanti avanti. Vuole andare in doppia cifra, no? Cristiano. Lo Presti esce dalla sua comfort zone, palla nelle zone di Damiano che salta ancora sul pallone. Scalisi, solo sinistro. Damiano, vediamo se la rifà. Sì. Ancora Damiano, fermo sul posto, riparte. Damiano sfida tutta la difesa di Palermo City. Pallone che alla fine non se lo leva. Contro 3 viene fermato, giustamente. Di Vincenzo. Pallone un po' troppo docile. Poi secondo palo, la palla è uscita. Palla in avanti, chiude Di Vincenzo. Conclusione! E gran gol da parte di Vincenzo, 9 reti a 1. Attenzione qui, palla in mezzo, arriva Pipitone, 10 a 1. Arrivati in doppia cifra i Palermo City. E qui termina la gara. Palermo City che consolidano il loro terzo posto, Sicilian Kings che retrocedono. È finita 10 a 1.